Signori, buongiorno. Allora, è più facile ascoltare piuttosto che leggere, per cui voglio fare un riepilogo di quello che è stato l'iter del discorso autonomia da poco prima del referendum fino allo stato attuale delle cose. Allora, una dichiarazione di Luca Zaia, riportata dal giornale del 17 novembre 2017, dice sostanzialmente che Zaia si auspica di avere con questo referendum un buon risultato per poter ottenere le 23 competenze e il trattenimento nel territorio dei 9 decimi del gettito fiscale. Chiaramente su queste basi i veneti hanno recepito un certo tipo di discorso, hanno visto una possibile interazione veramente importante nel territorio, d'altro canto è previsto in Costituzione, e sono andati a votare in grandissima massa. Tant'è che il 23 ottobre, il giorno dopo il referendum vinto con un 98,1% di voti a favore del referendum per l'autonomia, con oltre il 60% di veneti andati a votare, il presidente Zaia si è sbilanciato e ha detto: bene, oggi voglio arrivare ad avere un Veneto a statuto speciale. Il 26 ottobre, quindi dopo aver conclamato in modo ufficiale anche il 98,1%, dichiarazione di Zaia dice: non è più una questione politica, ma un volere di popolo. Caspita, bravo Zaia, forte Zaia, è così che ti vogliamo, con lo scoccone squadrati andiamo avanti per la nostra strada. Abbiamo fatto sì che il referendum vincesse il 98,1% degli aventi diritto ed è così che dobbiamo andare avanti. 20 dicembre, sempre dichiarazioni di Zaia. Bene, le dichiarazioni sono state: deadline fissata al 15, massimo 20 gennaio. Sul tavolo ci sarà una preintesa governo Renzi-Bressa, agli affari, che era il ministro degli affari regionali. Ci sono 5 tavoli aperti: istruzione, lavoro, ambiente, rapporti comunitari e sanità. Insomma, dai, abbiamo fatto un bel lavoro, stiamo iniziando a portare avanti il tutto, abbiamo un governo anche che ci è, tra virgolette, nemico perché il PD si è schierato sostanzialmente contro l'autonomia e siamo già ad un tavolo per una preintesa, ricordiamoci non solo il Veneto ma anche Lombardia e Emilia Romagna. Arriviamo al 28 dicembre, incredibile, eccola qua. Firmata una preintesa di Veneto, Lombardia e Emilia Romagna con il governo Renzi, quindi con il segretario agli affari regionali Bressa, per appunto le materie di cui abbiamo detto prima. Arriviamo quindi oltre, siamo arrivati al 2 giugno. Ok, 2 giugno Erika Stefani, anzi aspetta, facciamo un piccolo passo indietro. A marzo del 2018 ci sono le elezioni politiche, vince il centrodestra, ma i numeri non sono sufficienti per governare. C'è quindi a giugno, dopo un po' di mesi di stallo, e quindi anche non si poteva fare nulla per l'autonomia, c'è questo accordo di governo tra Lega, Ex Nord e 5 Stelle e abbiamo come ministro degli affari regionali la bella signora Erika Stefani. Allora, Erika Stefani, che come giustamente sia da buona veneta, buona vicentina e persona che sono sicuro abbia a cuore l'autonomia del Veneto, quasi quasi penso che se gli dici anche dell'indipendenza forse gli ispira anche quella, resta il fatto che dice, così come ha detto Zaia molte volte, l'autonomia è la madre di tutte quante le battaglie. E grande, abbiamo finalmente un ministro degli affari regionali veneto, che tiene per il Veneto, e poi siamo anche forti del fatto che Salvini poco prima delle elezioni ha detto: signore e signori, con me al governo in un quarto d'ora avremo l'autonomia di Veneto e Lombardia. Poi c'era anche l'Emilia Romagna, ma comunque c'è anche quella. Ora arriviamo quindi al 24 giugno. 24 giugno si riparte dalla preintesa di Bressa. Questa è la dichiarazione fatta congiuntamente sia dalla signora Stefani che dal governatore, carissimo governatore Luca Zaia. Quindi si riparte in tromba perché finalmente abbiamo un governo che tra l'altro è amico teoricamente, c'è Salvini. Bene, arriviamo quindi sempre in giugno del 2018, la famosa intervista a Erika Stefani, quella lunghissima intervista di cui lei si sarà sicuramente e amaramente pentita, dove sostanzialmente dice: benissimo, il percorso del Veneto è segnato, entro il 22 ottobre del 2018 avremo sicuramente la firma per l'autonomia, ad un anno sarà il regalo più bello che ci possiamo fare. Iniziano a scricchiolare un pochino tutte quante le sedie. A questo punto i 5 Stelle iniziano a porre molti dubbi, il governo non ha tentennamenti, così pare perlomeno, ma resta il fatto che arriva una smentita da parte di Stefano Buffagni, sottosegretario per gli affari regionali,
che ha definito irrealizzabile l'autonomia del Veneto, al che arriva imperituro e forte del suo sguardo veramente importante il buon Giorgetti che dice no, diamine, le 23 competenze ci saranno ed il Veneto e la Lombardia e l'Emilia Romagna avranno l'autonomia. Arriviamo quindi al 22 ottobre, quella scadenza famosa ad un anno dal 98,1% nella quale la Stefani ha dichiarato si farà la firma per l'autonomia. Il giorno del 22, dato che non c'è firma sull'autonomia, arriva il buon Luca Zaia e dice ce l'ha sul tavolo il Presidente del Consiglio ed è solido per una vera autonomia. Infatti, così non è stato. Allora, per tutte quante le prese di posizione ci sono state, ma resta il fatto che di firme autonomia non ce ne sono e il buon Presidente Conte è ancora lì tranquillo. Allora, siamo contenti però perché arriviamo al 22 dicembre e il nostro mirabolante governatore asserisce che, testuali, autonomia Veneto, Zaia, 2 punti, finalmente una data. Per la prima volta nella storia entra nel Consiglio dei Ministri il tema dell'autonomia e c'è una dichiarazione del Presidente del Consiglio che dice che il 15 febbraio firmerà il provvedimento. Allora, siamo ancora a gennaio, il 15 febbraio non è arrivato, ma il problema è che sono arrivate tante altre dichiarazioni, sono arrivate dichiarazioni di una valanga di ministri o comunque deputati dei 5 Stelle che parlano di assolutamente no all'autonomia del Veneto, all'autonomia dell'Emilia Romagna, all'autonomia della Lombardia. Ci sono addirittura incontri di politologi, persone altolocate, l'intelligenza, perché a questo punto dire che intelligenza di sinistra o di 5 Stelle è più o meno la stessa cosa, comunque del sud, che dicono che l'autonomia di Veneto, Lombardia e Emilia Romagna sarebbe un furto al sud dalle regioni del nord e quindi sostanzialmente vengono fuori i primi problemi. C'è una famosa dichiarazione di Giorgetti, se non ricordo male, a Radio 24, nel quale mentre stava parlando di Olimpiadi a Cortina, che è diventata nel frattempo la madre di tutte le battaglie da parte del buon governatore Zaia, si è dimenticato evidentemente l'autonomia, e nella frase c'è una frase contestata dove sostanzialmente comunque Giorgetti dice, per chi vuole saperla ascoltare, avrete l'autonomia sì, ma per averla bisogna pagare più tasse. Non è esattamente chiaro, ma comunque tecnicamente questo è quello che è stato detto. Siamo ancora a dicembre 2018. I 5 Stelle alzano la voce, ci sono degli esponenti importanti dei 5 Stelle, tipo, importanti tutto relativo comunque tipo Sergio Costa dell'ambiente, Alfonso Bonafè della giustizia, Giulia Grillo e altri che determinano in modo irrecuperabile il fatto che determinano che sostanzialmente l'autonomia è una cosa che non sa da fare, un pochino come i Promessi Sposi di Manzoni, questo matrimonio non sa da fare, in realtà serve un divorzio, o meglio un simil divorzio, e questo simil divorzio non lo vogliono proprio fare. Non voglio entrare nelle dinamiche, ma comunque torniamo a noi, torniamo in casa. Questione di qualche giorno fa, noi stiamo aspettando teoricamente il 15 febbraio che è ancora a divenire, e un'altra dichiarazione di Zaia e Salvini dice avanti così, il 21 marzo è vicino, perché il 21 marzo è la data della firma. Caspita, non siamo ancora arrivati al 15 febbraio, è già spostato al 21 marzo. Non vorrei mai che arrivasse al 31 febbraio o al 1 di aprile una firma che, come sapete, avrebbe il gusto della beffa perché è uno scherzo. Allora, c'è da dire però una cosa. Di ieri c'è stato un incontro di Confindustria a Venezia, un incontro nel cui ci hanno presenti le personalità di Confindustria più importanti. A leggere bene tra le righe di questo incontro si ne denotano 2 cose importanti e fondamentali. La prima è che ci sono alcuni di Confindustria che, meglio, tutti dicono che va bene l'autonomia, alcuni lo dicono in modo un pochino più centralistico, altri la vedono proprio come una cosa importante da portare avanti, quindi anche dentro Confindustria ci sono delle polemiche. Ma la cosa che più mi lascia basito, in realtà non mi lascia basito, mi lascia teoricamente speranzoso, anche se la speranza, come dicono, è l'ultima a morire, ma è anche, vabbè, lasciamo perdere il resto del detto. Allora, sostanzialmente Zaia dice, allora, vi cerco la dichiarazione. Allora, eccola qua. Rispetto alle opinioni di tutti, ha detto Zaia, incluse quelle di Boccia, ma fa fede alla Costituzione che elenca 23 materie e noi chiediamo che ci siano tutte. In caso contrario non firmerò e anzi credo che a quel punto sarebbe più semplice chiedere la modifica della Costituzione. Allora, bene, belle parole, queste ultime parole di Zaia. Per certi versi gli voglio anche bene a Zaia. Certi. Poi simpatico.
sa parlare bene, un po' meno pomate sui capelli starebbe meglio, ma detto questo, io mi domando e domando a Zai e domando alla Lega ex Nord che c'è in questo momento in Consiglio regionale. Un'autonomia che non prevedesse i 9 decimi del istituto fiscale e le 23 competenze, secondo voi cosa sarebbe? Sarebbe un'autonomia monca o accettabile? O meglio ancora, un'autonomia su tutte le competenze. Facciamo finta che al Veneto vengono concesse tutte e 23 competenze, ma con i costi storici. Che cosa sarebbe dal vostro punto di vista? Oggi, o meglio, il 22 ottobre del 2017, i Veneti hanno chiesto autonomia. Gli è stato promesso che avrebbero avuto 23 competenze e 9 decimi. Non mi interessa, non mi interessa se questo potrebbe creare un problema tecnicamente a livello nazionale. Quello è stato promesso. I Veneti hanno votato per quello. Quello dobbiamo avere. Tutte le altre cose sono chiacchiere e distintivo. Se voi volete essere chiacchiere e distintivo, basta che dimostriate il fatto che accetterete qualsiasi compromesso al ribasso. Non si devono accettare compromessi al ribasso. Non si devono accettare. Noi possiamo accettare soltanto le 23 competenze e i 9 decimi del residuo fiscale. Tutto il resto vi trasformerebbe in chiacchiere distintivo. Buona giornata.